Bookstop, interviste agli autori fatte dai ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018. Storia 2023, 19° Festival Internazionale della Storia, vi dà il benvenuto al Teatro Giuseppe Verdi. Il festival è ideato dall'Associazione Culturale e Storia, organizzato con la Camera di Commercio Venezia Giulia e coorganizzato dal Comune di Gorizia, con il supporto determinante della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'essenziale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. La manifestazione gode del patrocinio del Ministero della Cultura, del Parlamento Europeo, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dell'Associazione Italiana Editori, delle Università degli Studi di Trieste, di Udine e di Padova e del sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e degli amici di Estoria, cui vi invitiamo ad aderire. L'arredo del palco è gentilmente concesso dall'Amoroso di Udine, che ringraziamo per la collaborazione. Sta per iniziare l'incontro intitolato Un maestro della storiografia contemporanea di fronte al mondo della scuola. L'incontro, realizzato in collaborazione con Fondazione Radiomagica ETS, partner del progetto regionale di promozione della lettura Friuli Venezia Giulia, Leggiamo 018, gode del sostegno di APT Gorizia. I ragazzi degli istituti di istruzione secondaria superiore della provincia conversano con Alessandro Barbero. Tra un incontro e l'altro, per motivi tecnici e di sicurezza, invitiamo il pubblico a lasciare il teatro. Ricordiamo infine ai gentili ospiti di silenziare e spegnere il proprio telefono. Chiamo ora qui con me a darvi il benvenuto il direttore di Estoria, Adriano Ossola. Buongiorno ragazzi, come state? Spero tutti bene, sinceramente. Per me è un vero piacere vedervi in questo teatro così colmo oggi e sento una carica di partecipazione del tutto particolare. Il momento è veramente importante e penso che lo potrete portare con voi nei vostri ricordi futuri, perché siamo al cospetto di una delle voci della cultura italiana ed europea più alte, un intellettuale ascoltato a tutti i livelli, non solo per la storia. Per quanto riguarda lo stretto ambito della storia, se lo si può definire stretto, Alessandro Barbero è un vero fenomeno, un fenomeno culturale che si basa però su una competenza professionale, su una profondità di pensiero storiografico che non ha pari, per cui veramente da 40-50 anni non abbiamo mai avuto una voce così importante in questo ambito. Per noi è un grande onore averlo qui e quindi ringrazio per la collaborazione organizzativa Radiomagica per aver creato questo evento. Buona storia a tutti. Buongiorno e un benvenuto a tutti e a tutti i ragazzi e le ragazze del Friuli Venezia Giulia che sono venuti qui oggi per ascoltare, per intervistare un ospite davvero importante. Questa è una puntata speciale di un programma che noi con Leggiamo 018 portiamo avanti già da un paio d'anni. Il programma si chiama Bookstop, interviste agli autori fatte dai ragazzi del Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi 2 anni abbiamo fatto circa 70 interviste con altrettanti autori e autrici, però erano tutte online. E oggi invece questa è una puntata di Bookstop molto speciale, perché i ragazzi avranno l'occasione di intervistare questo grande personaggio
in carne e ossa, di persona. Allora, io prima di iniziare voglio portare via pochissimo tempo, devo fare i ringraziamenti di rito, sarò brevissima perché il tempo è dei ragazzi ed è del nostro ospite. Ringrazio prima di tutto lo staff di Estoria che ci ospita in questa splendida cornice, in particolare il professor Ossola che avete appena ascoltato e Chiara ed Elisabetta della segreteria con cui ci siamo coordinate fino a ieri per fare in modo che questo evento riuscisse al meglio possibile. Ringrazio la Regione Friuli Venezia Giulia e in particolare 3 assessorati che sostengono il progetto Leggiamo 018. Sono l'assessorato alla cultura, all'istruzione e alla salute, quindi grazie anche a questa Regione che ci crede molto nell'importanza della lettura e nella sua promozione fatta in ogni modo possibile. Un grazie naturalmente a Radio Magica e alle mie colleghe perché altrimenti non sarei qui e a tutte le scuole, le insegnanti, gli insegnanti e ai ragazzi che hanno aderito al progetto e che oggi sono qua. L'incontro, vi ricordo solo questa cosa, verrà registrato e quindi poi a breve sarà disponibile sia in versione audio che in versione video, sia sui canali YouTube di Leggiamo 018 che sul sito di Radio Magica, www.radiomagica.org. Allora, non porto via altro tempo e chiamo qui con me sul palco gli 11 ragazzi e ragazze che so essere seduti laggiù in fondo, quindi potete cominciare a incamminarvi a venire qua sul palco con me, che si siederanno qui in queste 11 sedute e che saranno i primi a fare le domande. Le domande non saranno solo 11, Emma Rattà, Francesco Braidot, Bianca Iancis, Gianluca Bressan, Benedetta Sabadin, Giovanni Macchini, Francesca Cavallero, Matteo Martellos, Roberto Capano, c'è Roberto Capano? Eccolo lì, Matilde Peressin e Gabriele Bevilacqua. Ok, ci sono tutti, loro rappresentano le 11 classi che hanno aderito al progetto, poi si presenteranno man mano che faranno le domande. Dopo le loro 11 domande non sarà finita, ne avremo altre 5 che faranno 5 ragazzi che sono mescolati tra di voi in platea e alcuni di questi fanno parte della redazione del Messaggero Veneto Scuola. E quindi poi quando sarà il loro turno li chiamerò uno alla volta, si alzeranno e faranno la loro domanda. Allora, è giunto il momento di far entrare il nostro ospite. Che cosa devo dire di lui? Allora, attenzione, è un professore ordinario dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale di Vercelli, ha pubblicato circa 40 tra saggi e romanzi, è uno storico esperto di Medioevo, ma ne sa tantissimo anche di altre epoche. Da anni collabora con la RAI, i suoi podcast hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni e soprattutto è un grandissimo divulgatore che riesce a far appassionare alla storia anche i casi più disperati. Allora facciamo sentire quanto è caldo l'applauso di questa regione del Friuli Venezia Giulia, perché oggi a Bookstop è qui con noi Alessandro Barbero. Grazie. Allora, dicono che in Friuli non siamo molto calorosi, invece questo applauso smentisce, siete stati fortissimi e bravissimi. Allora, adesso direi di cominciare, lasciamo un attimino che il professore beva un sorso d'acqua, dopodiché, grazie, lo farò anche io. E cominciamo. Allora, la prima domanda è di Emma Rattà, che adesso si presenterà, dirà di che classe, di che scuola, da che scuola viene. Il romanzo dal quale è stata tratta la domanda è Le Ateniesi, che è un romanzo ambientato nell'antica Grecia e che lei ha pubblicato, se non ricordo male, nel 2015, edito con Mondadori. Allora, vai Emma.
Manca un microfono ai ragazzi, forse io posso anche passarti questo. Sì, allora ce lo scambiamo io e lei? Facciamo così? Certo. Buongiorno a tutti, io sono Emma Rattà e frequento la terza B del Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi. Dunque, il romanzo è ambientato nel 411 a.C., in un Atene che ha inventato la democrazia, ma che deve difenderla da chi complotta per instaurare la tirannide. In questo contesto, lei narra la storia di due ragazze, prendendo spunto da un fatto realmente accaduto in Italia nel 1975. Perché questa scelta e in che modo quella forma di democrazia ha influenzato lo sviluppo della politica e del pensiero democratico moderno? Grazie. Grazie. Dunque, la domanda innanzitutto è su come nasce un romanzo, e qui devo dire che la risposta, l'unica vera risposta sincera, è che è difficilissimo poi ricordarsi come ti è venuta un'idea e perché quell'idea a un certo punto è diventata un obbligo praticamente, perché quando tu scrivi un libro a un certo punto lo devi fare, ecco, te lo devi togliere anche. E ricostruire quel tipo di decisione è difficilissimo. Io quello che posso dire è che dentro questo romanzo ci sono due cose che per me sono state in modo diverso importanti. Cioè, da un lato, tre cose. Non riuscirò mai a rispondere in solo 4 minuti a ogni domanda come ho messo detto. la clessidra, adesso professore. Facciamo il possibile, ho capito. E tenga d'occhio. Allora, in Italia c'è stato, quando io ero ragazzo, questo delitto, il delitto del Circeo, che ha impressionato il paese, chi è più meno giovane di voi se lo ricorda bene, che ha impressionato il paese enormemente. Non solo e non tanto perché era una violenza di ragazzi su ragazze, ma perché era una violenza, conclusa poi con l'omicidio, di ragazzi ricchi e per bene che abitavano nei quartieri alti su ragazze invece povere del proletariato. E quindi la valenza politica di quell'omicidio ha avuto un impatto enorme in un momento in cui nel paese il conflitto sociale, l'ideale dell'uguaglianza, l'ideale di una democrazia vera erano cose molto forti, molto sentite, molto più di adesso, no? Ecco. Quindi quella cosa ha impressionato immensamente. Chiunque fosse adulto o ragazzo come ero io avevo 16 anni, allora si ricorda i nomi, le facce, sia delle vittime sia dei criminali, sono quelle cose che non ti dimentichi più. E questa è una prima cosa. La seconda cosa è che a me è capitato a un certo punto di leggere un libro di uno dei nostri grandissimi storici, che credo sia anche qui Luciano Canfora quest'anno, e c'è sempre comunque in ogni caso. Luciano Canfora ha scritto un libro su Atene, sulla democrazia ateniese, in cui raccontava come ai ricchi dei quartieri alti di Atene, dell'Atene classica, voglio dire, la democrazia sembrasse una schifezza, perché loro erano talmente convinti che loro erano quelli, come sanno quelli del liceo classico, no? Belli e buoni, caloi, cagatoi, ecco, e invece la povera gente, cioè quasi tutti, erano marmaglia ignobile. E l'idea che la democrazia vuol dire che il poveraccio vota e il suo voto vale quanto quello del ricco che va in palestra e va a cavallo e fa musica e studia, ecco, quell'idea lì faceva schifo ai ricchi di Atene, i quali si consideravano appunto i padroni della città e pensavano che la marmaglia dei poveri, di quelli che lavoravano, dovesse essere sarebbe stata meglio ridotta in schiavitù piuttosto che non, ecco, essere uomini liberi che votano. E io mi sono detto, ma sono le stesse dinamiche, sono le stesse cose che pensavano i ragazzi dei Parioli negli anni 70, almeno quei ragazzi lì che hanno massacrato quelle due ragazzine, sono le stesse cose. Si potrebbe raccontare una storia come quella del delitto del Circeo, e così mi tolgo da dentro una cosa che da quando ero ragazzo mi porto dietro, e la si potrebbe ambientare nell'Atene classica e funzionerebbe perfettamente. Poi la terza cosa è che a me, fin dagli anni più o meno tra il liceo e l'università, quando ho letto per la prima volta Aristofane, a me Aristofane è piaciuto da matti. È uno degli autori che mi hanno colpito e impressionato di più per l'incredibile libertà dei suoi personaggi, dei suoi dialoghi, per la totale mancanza di ipocrisia con cui si dicono le cose come stanno, per la mescolanza di
concetti importanti e di libertà di espressione, parolacce, cose. Ecco, a me mi ha colpito immensamente Aristofane. E a quel punto, dato che nel discorso del delitto del Circeo, che io a quel punto volevo raccontare ambientandolo ad Atene, c'era comunque anche fortissimo il tema del genere, il tema del rapporto tra maschi e femmine, e io a quel punto mi rendo conto che la commedia in cui Aristofane parla di questo, la Lisistrata, in cui Aristofane mette in scena le donne che prendono in mano il governo, che vogliono prendere in mano il governo della città, in una città, Atene, dove le donne stavano chiuse in casa e se uscivano col velo, sia ben chiaro, Ecco, una città di uomini, uno dei luoghi più maschilisti della storia, molto più maschilista di quanto non fosse il nostro medioevo cristiano, per esempio. Ecco, in quella città lì Aristofane mette in scena una commedia in cui le donne si dicono: i nostri mariti sono una massa di coglioni, non riescono mica a governarla la città, guarda come stiamo andando a catafascio, guarda questa guerra assurda, disastrosa contro Sparta che non riusciamo a toglierci in nessun modo perché i nostri uomini non sono capaci di farla finita, la facciamo finire noi. E Aristofane mette in scena questa storia nello stesso anno del colpo di Stato contro la democrazia che raccontava Luciano Canfora in quel libro, nello stesso anno in cui davvero i nemici della democrazia provano a fare il colpo di Stato e ad abbatterla. A quel punto mi sono detto: le coincidenze vogliono dire qualcosa, queste cose devo metterle tutte insieme, ed è così che è nato quel libro. Poi che la democrazia di Atene abbia a che fare col regime che noi chiamiamo democrazia, sì, molto alla lontana naturalmente. Io credo che un ateniese di oggi, se vedesse come funzionano le nostre società e noi gli dicessimo: sai, questa qui è la democrazia, proprio come da voi, si metterebbe a ridere. Però non sappiamo come chiamarlo in modo diverso anche il nostro sistema, e certamente, come dire, un legame con quel primo esperimento di governo fatto dal popolo, un legame storico c'è, anche se, ripeto, il nostro sistema è davvero molto diverso da quello che loro intendevano con democrazia, che era una cosa dove chiedevano a te, a lei no perché è una donna, naturalmente, ma a voi chiedevano: tu cosa pensi? E si decideva a maggioranza. Era un po' diverso dal nostro, ma appunto, in ogni caso, un legame storico c'è. Ecco. Ho fatto in tempo? Grazie, allora, no, è già finita la... Allora, abbiamo una clessidra, non so se avete notato, un silenzioso orologio, dalle origini antichissime peraltro, no? Non questa che l'ho comprata io all'Ikea, non volevo fare pubblicità, però ecco, questa ci aiuta un pochino a capire. Però lei, prof, è stato bravissimo, perché è stato proprio nei 5 minuti. Allora passiamo alla seconda domanda. La fa Francesco Braidot. Ecco qua il nostro Francesco, a te la parola. Buongiorno. Francesco, mi scusi, io le dico subito una cosa che vale per tutti. Io ci sento poco bene, specialmente il microfono deforma per me le cose terribilmente. Quindi lei dica le cose molto... Anzi, facciamo una cosa, io le vengo vicino così la sento meglio. Dica le cose molto chiaramente. Il microfono serve per loro, ma... Okay. Allora, buongiorno. Sono Francesco Braidot, della terza C del Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi di Gorizia. Dunque, volendo fare una comparazione tra quello che è il mondo medievale e moderno, secondo lei, professore, qual è l'argomento più interessante da affrontare, da studiare? Il rapporto uomo-donna, la gerarchia sociale, l'economia o la religione? Grazie. Allora, questo è il primo caso di domanda a cui farò finta di rispondere, ma in realtà non le rispondo. Perché in realtà io in generale sono uno poco portato a fare classifiche. Per cui se c'è anche in serbo la domanda del tipo in quale periodo storico del passato avrebbe voluto vivere, sappiate che lì sarà difficile. Comunque, a parte quello però, in realtà la domanda ha molto senso, solo che gli argomenti che si presentano davanti a uno storico che si chiede: adesso che ho finito questo, qual è la prossima cosa che studio? Sono talmente tanti e non necessariamente vasti, possono essere anche minimi, per cui in realtà non c'è una gerarchia,
ciò che uno studioso decide che in quel momento gli interessa è probabilmente una cosa che magari non interessa a nessun altro. Lei dice, studiamo il Medioevo, è più interessante studiare il rapporto fra i generi, oppure la religione, oppure l'economia, ma la verità è che io da anni sto studiando la cosa più interessante del mondo in assoluto per me in questo momento. Sono anni che ci dedico la gran parte della mia vita e è la cosa più interessante in assoluto al mondo in questo momento da studiare per me, ed è la società feudale nella Valle d'Aosta del XIII secolo. E non c'è assolutamente niente a cui io abbia voglia di dedicare il mio tempo, le mie energie, eccetera, che mi interessi di più di quello. Questo è per dirle che appunto i campi di ricerca sono infiniti. Se poi uno studiasse nel Medioevo, volesse cercare, come dire, qualche cosa che possa parlare al nostro presente in termini un po' più ampi, diciamo così, ecco, per giustificare il fatto che lo si studia a scuola, supponiamo. Perché c'è anche chi dice ma perché non studiamo la storia recente e poi al limite andiamo all'indietro, ma insomma ecco. Allora io direi che invece si può fare una gerarchia e che quello che caratterizza il Medioevo, che è un'epoca estremamente lunga, nel corso della quale le cose cambiano enormemente, perché se uno credesse che il Medioevo dei Goti e dei Franchi fosse un mondo in qualche modo simile al Medioevo di Dante e dei Comuni, sarebbe completamente fuori strada. Il mondo di Dante è più vicino al nostro al limite che non a quello dei Longobardi, sotto certi aspetti, no? Però allora quello che colpisce in effetti è, diciamo, constatare che quello che veramente ha accomunato tutti quei secoli è la dimensione religiosa. La dimensione religiosa e la dimensione culturale. Sotto altri aspetti ci sono stati cambiamenti enormi. Lei dice l'economia. E tra l'economia appunto del tempo di Carlo Magno, che sostanzialmente è un'economia poverissima di contadini, e un'economia come quella della fine del Medioevo, quando Marco Polo va in Cina a vedere se il commercio della seta può produrre profitti ancora maggiori di quelli a cui siamo abituati, e si comincia a dirsi forse andare a esplorare l'Atlantico e andare a vedere cosa c'è varrebbe la pena. Ecco, enorme differenza, enorme cambiamento. Invece dal punto di vista religioso quella è un'epoca in cui i nostri antenati erano tutti credenti, tutti davano per scontata la religione cristiana, tutti davano per scontato l'insegnamento cristiano, tutti credevano, ma sul serio, che c'è l'inferno coi diavoli e il fuoco e che c'è il paradiso. Il paradiso era un po' meno chiaro cosa ci fosse, però era garantito che era un bel posto. L'inferno lo capivano benissimo cos'era, se lo immaginavano benissimo. Ecco, l'idea che noi oggi viviamo in un mondo dove diamo per scontato che si può essere credenti oppure no, e si può essere credenti di diverse religioni, è una cosa privata. E invece i nostri antenati sono quasi sempre vissuti in un mondo dove invece la religione era condivisa da tutti e per di più era anche obbligatoria, ecco. Allora, confrontarci con gente diversa da noi, come quella vissuta nel Medioevo, che però erano i nostri antenati, vivevano negli stessi posti dove viviamo noi e tante cose le facevano come noi, e arrivati a un certo punto, non i Longobardi ma al tempo di Dante, mangiavano la pasta asciutta grattugiandoci il parmigiano sopra. Erano gente con cui possiamo avere tante cose in comune, e però per loro era ovvio che si crede e che la religione è una sola, obbligatoria, le altre sono sbagliate. Ecco, conoscere loro magari ci dà qualche strumento in più per conoscere quelle società che ci sono nel mondo di oggi, che a noi occidentali sembrano così strane, perché sono tutti credenti e la religione controlla ed è importante anche per la vita privata della gente, delle famiglie, eccetera, e a noi sembra una cosa così incomprensibile quando ci sbattiamo il naso, no? Ecco, invece sapere che anche noi siamo stati così per la maggior parte della nostra storia è una cosa che secondo me è, come dire, una mano a capire il mondo di oggi la dà. Allora, passiamo a
Bianca Iancis, che le farà una domanda sul suo mestiere di storico. Buongiorno, io sono appunto Bianca Iancis della classe prima B del liceo classico Dante Alighieri. Io e la mia classe abbiamo riflettuto molto su quello che è il mestiere dello storico. Sappiamo benissimo che per una ricerca storica è necessaria l'analisi delle fonti. Ci chiedevamo quindi, le testimonianze che lei consulta nelle sue ricerche parlano più con una voce maschile o femminile? In generale, non solo quelle che consulto io, in generale le testimonianze scritte che ci arrivano dal passato, per dei motivi molto precisi, sono in stragrande maggioranza provenienti dai maschi e parlano soprattutto del mondo maschile. E questo perché in realtà tutte le società del passato, poi la nostra occidentale è quella che io conosco e su cui quindi ve lo dico, diciamo, avendola toccata con mano, ma quando capita di fare un'incursione, che ne so, a leggere un romanzo cinese del Medioevo, è la stessa cosa, ecco. Qual è la situazione? La situazione è che ovviamente nel passato, esattamente come oggi, metà della gente erano donne. E ovviamente le donne erano dappertutto, e ovviamente capire come funzionava la società e la vita di una volta, e devi dare per scontato che le donne c'erano e contavano in tanti campi, però devi sapere che le modalità con cui venivano prodotte le testimonianze che arrivano fino a noi tendevano a non metterle in luce. Perché? Perché noi lavoriamo... perché noi abbiamo delle testimonianze? Alla gente del passato raramente importava qualcosa di dire, nel 2000 ci saranno degli storici che vorranno sapere com'era il nostro mondo e allora glielo raccontiamo. Non è questo. La cosa che si avvicina di più a questo sono gli storici, i cronisti del passato. Cioè quelle persone che a un certo punto si sedevano al loro tavolo e dicevano: io ho visto succedere delle cose incredibili, in futuro non ci crederanno. Oppure come Giulio Cesare: io ho fatto delle cose incredibili e in futuro voglio che si sappiano e che si sappia la mia versione, naturalmente. Ecco, mi spiego. Allora, queste persone erano in generale uomini, perché in generale la maggior parte delle persone che avevano avuto un ruolo pubblico erano uomini, perché erano società, quelle del passato, in cui dominava l'idea che uomini e donne hanno da fare cose diverse. Allora, cos'è che vale la pena di raccontare ai posteri? Cosa ha voluto dire per la moglie di Giulio Cesare rimanere incinta e poi partorire un bambino e allevarlo? Oppure ai posteri vale la pena di raccontare che Giulio Cesare ha sconfitto i Galli e ha conquistato la Gallia? Mi spiego, ecco. Quando qualcuno si metteva a raccontare, raccontava i grandi avvenimenti della guerra e della politica. E la guerra e la politica erano cose che facevano gli uomini, salvo quei casi per cui una donna si trovava per un motivo o per l'altro al potere, ma in generale il 99,99% di quelli che facevano la politica e la guerra erano uomini. Quindi quelli che ci raccontano del loro mondo volontariamente dicendo vogliamo che in futuro si sappiano queste cose, parlano delle cose che facevano gli uomini. Poi noi abbiamo anche un sacco di testimonianze non premeditate, voglio dire. Quando lei compra un'automobile o un alloggio, firma delle scartoffie. Per l'alloggio va dal notaio, firma un contratto d'acquisto dal notaio. Quella cosa lì, fra qualche secolo, sarà una fonte per sapere come funzionava la vita nel nostro mondo. Anche nel passato, ovviamente, andavano dal notaio per comprare casa, per fare un affare, per prendere in prestito dei soldi. E lì tutto quello che riguarda la sfera degli affari, il grosso delle persone coinvolte erano gli uomini, perché anche lì loro davano per scontato che in una famiglia il marito gestisce la bottega, l'azienda, eccetera. La moglie fa altre cose, spiego, nella loro testa era ovvio. Lì le donne però cominci a vederle un po' di più, perché per esempio la donna che rimane vedova e che eredita la bottega, a quel punto la gestisce lei e le tasse le paga lei, e quindi le donne compaiono in quella sfera lì. Però
minoritarie comunque. Compaiono alla pari quando si tratta di andare dal notaio per un matrimonio. Allora fai un contratto di matrimonio, stabilisci una dote e quello ti informa sulla vita. Lì le donne sono protagoniste tanto quanto gli uomini. Ma perché? Appunto perché un contratto di matrimonio ha a che fare con quella parte della vita che coinvolgeva le donne. Quindi in sostanza le donne, metà del mondo, del tutto indispensabili per la vita sociale e concepite da tutti come parte del mondo, ovviamente. Ci sono anche un altro tipo, questa la faccio un po' lunga ma vale la pena secondo me, c'è anche un altro tipo di fonte, i racconti, i romanzi, le novelle di Boccaccio. Ecco, se voi aprite le novelle di Boccaccio, lì le donne sono metà dei personaggi, come è ovvio. Perché Boccaccio ti racconta storie di vita normale, o anche non tanto normale, ma comunque ambientata nel suo mondo. Quindi lì è ovvio che le donne sono metà dei personaggi e che impari un sacco di cose su di loro. Quindi diciamo che le nostre fonti riflettono la loro idea di come gli uomini fanno certe cose e le donne ne fanno altre, e le cose che fanno gli uomini sono quelle che per natura vengono illuminate dai riflettori, diciamo così. Mentre le cose che fanno le donne, appunto, innanzitutto portare in pancia i figli e partorirli e poi allattarli e allevarli, dargli la prima educazione e gestire la casa e fare tutti i lavori domestici, se invece sei ricca dare ordini ai domestici, gestire tutto quanto, sono tutte cose importantissime. Chiunque avrebbe detto, beh, ovvio, ecco, cosa avrebbero detto loro? Loro avrebbero detto, se gliel'avessimo chiesto, ovvio che le donne sono assolutamente indispensabili, senza di loro il mondo non esisterebbe. Poi però avrebbero anche detto, i maschietti, però le cose che facciamo noi sono più difficili e loro non le saprebbero fare. Su questo non c'è dubbio. Cioè la separazione non era una separazione paritaria. Gli uomini pensavano, certo è ovvio che la donna fa i bambini perché io non li so fare. Ed è ovvio che io faccio la politica perché la donna non lo saprebbe fare. Ecco, lì entra, diciamo, la stortura per cui non si tratta più soltanto di una società che suddivide i compiti, ma anche di una società che su questa suddivisione crea una diseguaglianza, una prospettiva maschilista, patriarcale, per cui la donna comunque è obbligata a non andare oltre quelle cose lì perché nel pregiudizio maschile non saprebbe farle le altre cose. Ecco, questo quindi è il motivo per cui le fonti illuminano le donne di meno. Il che non vuol dire che andandole a cercare non si trovino, ecco, però bisogna andarle a cercare apposta. Vuole rimanere lì, prof? Vuole rimanere lì? Sì. Allora, adesso abbiamo una domanda legata alla religione che le farà Gianluca Bressan. Buongiorno a tutti, buongiorno professore. La mia domanda era, nel corso della storia dell'umanità, le religioni hanno pesato molto sul ruolo delle donne. Anche adesso, per esempio, il cristianesimo non prevede una carica ecclesiastica al femminile, diciamo. E quindi le volevo chiedere cosa ne pensa e soprattutto si arriverà mai a un'effettiva parità tra uomo e donna in ogni ambito della vita? Grazie. Ma io penso che il punto sia che le religioni sono uno degli aspetti della cultura umana che cambiano più faticosamente, mentre altri ambiti cambiano in fretta. La tecnologia cambia in modo vorticoso. La mentalità collettiva cambia anche lei velocemente a seconda delle epoche, in certi momenti più in fretta, in altri momenti ci mette un po' di più, ma comunque la mentalità collettiva cambia. Voglio dire, anche i valori, i comportamenti, le cose che si possono fare o non fare. Sono un maschio, posso avere gli orecchini. Quando io ero bambino sarebbe stato impensabile. Anche se poi i granatieri di Napoleone li avevano gli orecchini invece, ecco. Ma nel Novecento sarebbe stato impensabile e poi in un attimo è diventata una cosa invece ovvia, no? Ecco, mi faccio dei tatuaggi. Quando io ero ragazzino nessuno aveva dei tatuaggi in Europa e invece poi, ecco, quelle cose lì cambiano abbastanza in fretta. Le religioni ci mettono molto di più a cambiare, specialmente le grandi religioni a cui siamo abituati nel mondo di oggi, che sono religioni del libro, che sono cioè rivelate da un Dio unico che a un certo punto ha dettato le regole.
E quelle regole sono scritte, le hanno gli ebrei, le hanno i cristiani, le hanno i musulmani, scritte. Ora, anche l'interpretazione di quelle cose lì scritte cambia, cambia vertiginosamente, per cui tanto la storia del cristianesimo quanto quella dell'Islam, quella dell'ebraismo non la conosco abbastanza, ma anche quella, secondo me, ci sarebbero gli elementi. Ma certamente nella storia del cristianesimo, quanto in quella dell'Islam, uno trova con la massima facilità interpretazioni del tutto opposte di problemi anche grossi, tipo se quello lì non è dei nostri è giusto ammazzarlo. Ecco, a quello sia i cristiani sia i musulmani storicamente hanno dato risposte a un quesito come quello totalmente diverse a seconda dei momenti e anche a seconda dell'interpretazione individuale. Ecco, quindi cambiano anche lì, però nell'insieme fanno più fatica a cambiare. E quindi le religioni, appunto, a un certo punto riflettono condizioni che erano ovvie una volta e che anche se non lo sono più, prendersi la responsabilità di cambiare le cose, una volta era del tutto ovvio che un sacerdote cristiano fosse un uomo. Certo, perché quale ruolo più pubblico, più sotto i riflettori, più centrale di quello del sacerdote, che guida la comunità nella preghiera. E a chiunque nel mondo greco o romano antico, nel mondo medievale, ma anche in secoli più vicini a noi, sarebbe sembrato ovvio che quello è un lavoro da uomini. Non è una delle cose che sanno fare le donne e che sono riservate alle donne. Noi non lo pensiamo più, ma la religione fa molta fatica a cambiare. Quanto al fatto del futuro, noi ragazzi, è già tanto che vi diciamo qualcosa del passato, abbiate pazienza. Già sul presente noi storici facciamo molta fatica e sul futuro preferirei non pronunciarvi. Allora, adesso abbiamo una domanda su un altro romanzo che lei ha scritto, che è Alabama, edito da Sellerio, anche abbastanza recentemente, l'ha pubblicato nel 2021. A farle la domanda è Benedetta Sabadin. Buongiorno, sono Benedetta Sabadin e frequento la prima A del liceo classico Dante Alighieri. Nel romanzo lei racconta la storia di un eccidio di neri durante la guerra di secessione americana. Quella guerra civile creò una netta spaccatura nel paese tra chi desiderava bandire la schiavitù e chi invece non ne aveva alcuna intenzione. Che ruolo ebbe il presidente Lincoln in tutto questo? Grazie. Il ruolo di Lincoln nella guerra civile americana è molto interessante perché illustra un aspetto molto significativo della storia, e cioè come chi passa alla storia come un grandissimo leader, come un grandissimo politico, molto spesso è perché si è trovato a dover gestire una situazione estremamente difficile e l'ha gestita con una certa coerenza e con successo fino in fondo, in una situazione in cui un altro magari invece avrebbe fallito. E allora ecco che quella persona lì, in base a questo, in base a quello che ha fatto per alcuni anni della sua vita, passa alla storia come un grandissimo leader e gli si costruiscono i monumenti, mentre fino al giorno prima era un cialtrone qualunque, cioè un politicante qualunque come tutti gli altri. Questo vale per Lincoln come vale per Churchill, per esempio. Ti trovi in quella situazione, l'hai voluto tu. Certo che lui voleva diventare presidente degli Stati Uniti, però mica si immaginava che si sarebbe trovato in quella situazione, cioè a dover decidere cosa fare nel momento in cui un certo numero di stati che compongono gli Stati Uniti decidono di andarsene dall'Unione e decidono che loro hanno il diritto di farlo. Allora, Lincoln era identificato da quelli del Sud come un nemico della schiavitù, e il fatto che lui vinca le elezioni senza prendere praticamente neanche un voto in tutto il Sud, che è una cosa abbastanza impressionante, e però il Sud rappresenta al massimo un quarto della popolazione bianca degli Stati Uniti, quindi Lincoln vince le elezioni senza aver preso neanche un voto in tutto il Sud. Al Sud è da un po' che i politicanti locali
accarezzano questa idea di fare la secessione, di andarsene e di costruire le loro carriere su questo, naturalmente, e che infuocano l'opinione pubblica col fatto che se vince Lincoln allora questi qua del nord diventeranno ancora più arroganti nella loro pretesa di dirci a casa nostra cosa dobbiamo fare e nella loro pretesa di abolire la schiavitù. In realtà Lincoln non si era mai esposto troppo su questa cosa. Essendo un politicante che voleva essere eletto, sapeva benissimo che le posizioni estreme non sono necessariamente... Quindi lui sulla schiavitù non si era mai esposto minimamente. E nel momento in cui deve fronteggiare la crisi e decidere cosa dire agli stati del sud che se ne vogliono andare, lui in realtà dice molto chiaramente: a me di fronte a questa cosa della schiavitù a me non me ne importa niente. Il mio dovere, ecco, il punto che lui decide e su cui tiene fermo il timone fin dall'inizio è politicamente una cosa ancora più importante della schiavitù, forse addirittura, e cioè uno Stato dell'Unione ha il diritto di andarsene quando vuole oppure no? Al sud dicevano certo che è un diritto. Noi siamo la Georgia, la Virginia sono stati, hanno accettato di entrare in un'unione, se ne possono andare quando vogliono. Lincoln decide che non è così, e non è così perché in realtà gli stati che vogliono andarsene sono gli stati che non sono d'accordo con il risultato delle elezioni. Ma non è possibile in una democrazia che quando ci sono le elezioni quelli che hanno perso dicano ah sì, e noi non accettiamo questo risultato, ce ne andiamo. Lincoln fa questo ragionamento, quindi decide che il suo dovere di Presidente degli Stati Uniti è di impedire la secessione. Dopodiché dice: se per impedire la secessione io dovessi abolire la schiavitù, lo farei. E se per impedire la secessione io dovessi confermare la schiavitù, lo farei. Perché quello che a me importa è impedire la secessione. Gli stati del sud dicono: noi ce ne andiamo lo stesso perché è un nostro diritto. Noi siamo tutti liberi americani, questo è un paese libero, e se il libero Commonwealth della Georgia decide di andarsene dall'Unione, nessuno glielo può impedire. Il presidente Lincoln deve decidere: a questo punto glielo impediamo con la forza? Gli Stati Uniti sono un paese disarmato che non ha un esercito, hanno 2 reggimenti di cavalleria per dar fastidio agli indiani, basta. Decide di mettere in piedi un esercito e impegnare il paese in una guerra che all'inizio si può sperare che duri 2 mesi e invece durerà 4 anni, e 4 anni tra l'altro di delusioni, di sconfitte e così via, e Lincoln fino alla fine rimane coerente a questa cosa e a un certo momento decide anche che, siccome siamo in guerra con gli stati del sud e loro sostengono che se ne vogliono andare perché vogliono difendere la schiavitù, a questo punto noi lo dobbiamo abolire effettivamente. Fa parte delle misure di guerra contro il Sud. Poi tutta questa cosa, diciamo, diventa importante, ma non è mai nella prospettiva di Lincoln la cosa decisiva, perché la cosa decisiva è ristabilire l'Unione e convincere quelli del Sud a rientrare a far parte dell'Unione. Però nel contesto viene fuori anche l'abolizione della schiavitù. Diciamo, forse questo è un modo fin troppo ingeneroso di descrivere la cosa, però i fatti sono fatti, i discorsi di Lincoln, le dichiarazioni di Lincoln sono quelle. Lui è stato portato ad abolire la schiavitù dalla gestione della guerra, sostanzialmente. Detto tutto questo, appunto, si è trovato a gestire una situazione mai vista in precedenza, immensamente difficile, ha preso una decisione, l'ha tenuta ferma fino alla fine, è stato ammazzato il giorno dopo che avevano vinto la guerra e di conseguenza è passato alla storia ovviamente come un grandissimo leader e un grandissimo presidente, mentre fino al giorno prima era un avvocato fallito di provincia che cercava di arraffare una poltrona a Washington in un modo o nell'altro. Allora, adesso un altro libro. Nel 2020 ci sono state le commemorazioni per i 700 anni
per i 700 anni dalla morte di Dante, e quindi questa è una domanda che Giovanni Macchini le farà, legata al libro, al romanzo che lei ha scritto, edito dalla Terza, Dante. Buongiorno professore, sono Giovanni Macchini. Sono Giovanni Macchini della Terza D del Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi qui di Gorizia e le volevo chiedere. Allora, Dante nella sua vita incontrerà Beatrice per la prima volta a 9 anni. Ripeterà questo incontro solamente una manciata di occasioni, 2 o 3, però farà nascere in Dante questa passione inestinguibile verso questa persona, tanto che le dedicherà anche molti dei suoi scritti. Ecco, ora lei crede che quello di Dante fu vero amore o fu una semplice trovata narrativa vincente? E perché non entrambe? Allora, quello che credo io non ha molta importanza, proprio perché in realtà non è una domanda, un interrogativo a cui si possa rispondere in modo oggettivo con certezza. Ci sono quelli che preferiscono pensare che l'amore fra Dante e Beatrice è stata un'esperienza veramente vissuta da lui e che poi lui ha trasfigurato nella sua opera, e ci sono quelli che preferiscono credere che è una cosa che in fondo lui si è inventato sostanzialmente, no? A me sembra un dilemma insolubile e non ho nessuna opinione in proposito, salvo che appunto in realtà non è affatto difficile mettere insieme le due cose, entrambe quindi, come diceva lei. Perché? Qual è il punto? E qui tocchiamo proprio con mano uno di quegli aspetti in cui la gente del passato sotto certi aspetti era uguale a noi e sotto certi altri aspetti aveva idee e comportamenti diversissimi dai nostri. Loro si innamoravano esattamente come ci innamoriamo noi. Vedi una persona e chissà perché ti fa un certo effetto e cominci a pensarci e hai voglia di rivederla e la desideri, tale quale. Salvo che mentre nella nostra società attuale di solito all'innamoramento segue il tentativo di mettersi insieme, si comincia a uscire, eccetera, eccetera, e in prospettiva magari se la cosa dura si va poi a vivere insieme e ci si sposa perfino magari, ecco. Nella loro società non funziona così. Non funziona così perché il matrimonio è una cosa che si gestisce in base alla famiglia, agli interessi economici, a tante cose. L'innamoramento è l'ultima delle preoccupazioni. E quindi quando ti innamori di una persona, semplicemente è un'esperienza che a seconda della situazione, se la classe sociale a cui si appartiene, il contesto lo permette, magari pensi anche di allacciare una relazione, vulgo andarci a letto, starci, però non è che la vedi come una cosa poi ci sposeremo, perché no, quella è un'altra cosa. E quindi ti abitui anche all'idea che la passione dell'innamoramento te la devi anche gestire un po' dentro di te, ecco, perché non è detto che possa venire fuori. Nel caso di Beatrice, sai, per essere proprio brutale, se fosse stata una domestica o una contadina, Dante avrebbe anche potuto dire vabbè, la corteggio un po' e poi quella ci sta. E invece questa è una figlia di ricchi cittadini, controllata e sorvegliata, con cui non è il caso di far scherzi. E quindi è la seconda volta che lui la rivede quando hanno 18 anni, è già sposata lei, perché si sposano giovanissime le ragazze all'epoca, la famiglia le fa sposare. Allora è chiaro che anche se l'innamoramento c'è tutto, è assolutamente una sensazione, un'esperienza autentica, però ti deve abituare a sublimarla in qualche modo. Ecco. Non per niente la poesia d'amore medievale è una poesia d'amore che gira sempre intorno a questo tema, no? Cioè è irraggiungibile lei. Lei è la moglie del Signore, se tu sei un suo vassallo, no, ecco, oppure è lontana, lei è meravigliosa, appunto troppo per me. Adesso sto molto semplificando, i professori mi scuseranno, però come dire, al fondo stringi e dicendolo in modo appunto molto ingenuo, alla base della poesia amorosa medievale c'è questa idea che non è l'amore per una persona con cui tu dici ragionevolmente andremo a vivere insieme e staremo insieme tutta la vita. No, non è quello, è un'altra cosa. E per i ragazzi di una certa classe sociale scrivere poesie d'amore è proprio un modo per sublimare queste esperienze e anche per discuterne insieme. No?
C'è un aspetto di discussione fortissimo nella poesia dei Trovatori e ancora di più nel Dolce Stil Novo, in cui ci si scambia poesie per dire, ma appunto, chi pensa che l'amore sia una cosa buona e chi pensa che invece l'amore sia una cosa pericolosissima, che è meglio evitare perché ti fa fare delle cose assurde. Ecco, quindi Dante fa questo. È perfettamente possibile, anzi, in realtà non è vero che non ho un'opinione, io penso che sia vero, perché doveva inventarsela? Io penso che sia vero che lui si è innamorato perdutamente di questa ragazzina. Poi lei è morta presto e lui viveva in un ambiente culturale per cui era normale sublimare ed elaborare in forma letteraria questa cosa. Poi, siccome lui non era uno tanto normale, non si è accontentato di fare la vita nuova, ma ha detto no, adesso io voglio fare per lei qualcosa che non è mai stato fatto per nessuna, e scrive la Divina Commedia anche per metterci dentro Beatrice, naturalmente, ecco. Però di per sé quel modo di gestire le cose era abbastanza normale nella situazione del suo tempo, ecco. Stiamo andando bene? Allora, prossima domanda sul tema delle crisi, dei periodi di crisi, la farà la Francesca Cavallero. Eccola qua, Francesca. Buongiorno, sono Francesca Cavallero della classe seconda B del liceo classico Dante Alighieri. Dunque, lei sostiene che guerre, rivolte e crisi, seppure siano avvenimenti violenti che creano disordine sociale, sono anche fattori di rinnovamento all'interno della società. Quali potrebbero essere, secondo lei, gli effetti o mutamenti futuri che potrebbero cambiare appunto la società nella quale stiamo vivendo oggi, nella crisi attuale? Lei lo sa, vero, che è una domanda difficilissima questa, sì. Proprio perché in realtà che le guerre, le rivolte, le crisi, qualunque cosa voglia dire la parola crisi, perfino le epidemie, storicamente noi possiamo dimostrare che in molti casi, per quelli che sono sopravvissuti, hanno comunque poi prodotto dei cambiamenti anche positivi. Un conto è verificarlo storicamente, cioè è un dato di fatto. È un dato di fatto che la peste di metà 300, che ha provocato lutti, dolori e sofferenze spaventose a tutti, però poi quando è finita ha inaugurato un periodo in cui la maggior parte della gente stava meglio di prima, perché semplicemente era diminuita la popolazione, era diminuita la forza lavoro, gli industriali che avevano bisogno di operai erano costretti a pagarli meglio, i proprietari terrieri che avevano bisogno di braccianti erano costretti a pagarli meglio, la maggioranza della popolazione, cioè i poveri, erano meno poveri di prima. Mangiavano meglio, si vestivano meglio e questo è durato alcune generazioni. Quello è un dato di fatto, diciamo così, no? Ecco. Uno potrebbe dire, queste cose potrebbero succedere anche oggi. Immaginate che arrivi una pandemia in Occidente e che questa pandemia per un anno o due sia il problema più drammatico, in Occidente, nel mondo, nel mondo, e che questa pandemia sia il problema più drammatico che il mondo deve affrontare in quel periodo, e che per affrontare la pandemia si mettano in secondo piano tutte le altre cose che sembravano importantissime fino a quel momento, il PIL. Ecco, no, il problema è la pandemia. E uno dice, sicuramente dopo un'esperienza del genere, visto che in quell'esperienza è venuto fuori che per troppi anni si sono chiusi ospedali, licenziati medici, tagliati i bilanci della sanità e che la gravità della pandemia è legata strettamente alle insufficienze degli investimenti nella sanità, uno dice, ma sicuramente i governi di tutti i paesi a quel punto dicono no, allora a questo punto investiamo pesantemente nella sanità, riapriamo nuovi ospedali, assumiamo medici, assumiamo infermieri, d'ora in poi nel bilancio di uno Stato la sanità dovrà essere la voce più importante, o comunque molto più importante di quanto non fosse ultimamente. Ecco, io sono sicuro che nel caso di una pandemia quella sarebbe la conseguenza e che quindi uno alla fine potrebbe dire, vedi, la pandemia ha investito l'Occidente, no, il mondo di nuovo, scusate, nel 2020 e 2021, ha provocato lutti, sofferenze,
Però nel 2023 tutti i governi stanno spendendo un sacco di soldi nella sanità, stanno assumendo medici, aprendo ospedali, i pronto soccorso funzionano molto meglio di prima e quindi ci sono garanzie che se questa cosa tornasse la risposta sarebbe ben diversa, no? Ecco, il fatto che in realtà non è successo per niente tutto questo è colpa di qualcuno, ma avrebbe potuto benissimo succedere questo invece. Quello è un esempio concreto di come una crisi in un campo molto settoriale avrebbe potuto produrre effetti positivi, così come producono effetti positivi le guerre quando a un certo punto si concludono e ci si lascia dietro le spalle tutti i morti e le distruzioni e si comincia a ricostruire e fra i paesi che si sono scannati a un certo punto prevale l'idea: ma se in futuro provassimo a essere amici invece di continuare a rinfacciarci l'un l'altro, no? Tutte le malefatte che ci siamo fatti a vicenda e quando fra paesi che si sono odiati per secoli, che ne so, la Francia e la Germania, si riesce a fare quel salto, e beh allora, come dire, anche la tragedia di una guerra alla fine può lasciare uno spazio ad un mondo migliore. Quando invece due paesi che si sono odiati e che si sono fatti una guerra feroce, fratricida, alla fine non hanno nient'altro da fare se non mugugnare uno contro l'altro, come la Germania e la Francia dopo la prima guerra mondiale, e pensare ognuno ai torti che ha subito e dimenticare quelli che ha fatto, e allora in quel caso lì invece dalla guerra non esce niente di buono, per esempio. Gli scenari sono tantissimi, come vede, dipende sempre molto dalla capacità degli uomini poi di, come dire, di capirle queste cose. Abbiamo Matteo Martellos per la prossima domanda. Le facciamo fare ginnastica oggi, prof. Mi fa solo bene. Buongiorno. Buongiorno, sono Matteo Martellos della seconda A del liceo classico Dante Alighieri. Lei pubblica sia romanzi storici che saggi, quindi volevo chiederle cosa preferisce scrivere. E poi in secondo luogo, per quanto riguarda i romanzi storici invece, se ritiene e pensa che siano una buona opzione per approcciarsi alla storia e anche per impararla. Grazie. Ok. Ma io preferisco di gran lunga scrivere saggi, cioè lo trovo più piacevole e più facile e più entusiasmante. Poi ci sono dei momenti in cui invece, anche perché nella vita non hai voglia di fare sempre la stessa cosa, o perché un certo argomento su cui hai voglia di scrivere non si presta per fare, o tu non sei in grado di fare ricerca su quell'argomento, ma invece hai voglia, appunto, io non sono uno storico dell'antica Grecia e non sarei in grado e non mi verrebbe in mente e non mi interessa neanche scrivere un saggio sull'Atene del V secolo. Invece immaginare una storia legata alla messa in scena della Lisistrata, a un certo punto ne ho avuto voglia, no? Però in assoluto scrivere un romanzo è più faticoso. Non per niente io faccio soprattutto romanzi storici, il che vuol dire che comunque le modalità di lavoro sono molto simili a quelle di un saggio, e cioè in un saggio tutto quello che scrivi l'hai trovato nelle fonti. Tu, se ti sei appassionato di un argomento, in sostanza quello che hai fatto è una cosa piacevolissima, cioè hai passato molto tempo a leggere tutto quello che trovavi su quell'argomento, sia studi, saggi scritti da altri studiosi, sia soprattutto le fonti, cioè la roba scritta a quell'epoca, le cose scritte dalla gente che viveva nell'Atene del V secolo o nella Prussia del tempo di Napoleone o così via, no? E tu o nella Fiume di D'Annunzio. Quindi tu hai passato un sacco di tempo a leggere delle cose che ti interessavano moltissimo, e ogni volta che trovavi delle cose che ti sembravano interessanti prendevi nota. Poi se tu stai scrivendo un saggio storico, a quel punto, con l'insieme delle cose che hai trovato, costruisci la tua analisi e il tuo racconto degli avvenimenti e la tua interpretazione degli avvenimenti. E di tuo aggiungi appunto l'interpretazione. Secondo me questo fatto significa che, dimostra che, mi spiego, ecco, ma i fatti sono quelli, li hai tutti trovati, non ti sei inventato niente. Se fai un romanzo storico è quasi uguale, tranne che qualcosina devi inventare, perché sennò non sarebbe un romanzo. Quindi in un romanzo tu ti prendi il lusso di aggiungere dei particolari che nelle fonti non c'erano. Ecco, scrivere un romanzo vuol dire per lo storico soprattutto il fatto che, siccome noi sappiamo benissimo
quante cose del passato non sappiamo. Perché noi, so che a scuola uno studia grossissimi manuali e puoi avere l'impressione che del passato sappiamo tutto. Noi non sappiamo niente del passato. Abbiamo dei vuoti giganteschi. La storia delle donne è uno di quei temi lì, per esempio, ma in generale le cose che non sappiamo sono infinite. E scrivendo un romanzo uno ci mette quelle cose lì, no? Le cose che non sappiamo con certezza, ma che conoscendo quel mondo tu puoi provare a immaginarti. E per lo storico, appunto, quello è un altro modo di lavorare, ma alla fin fine non troppo diverso. Scrivere un romanzo totalmente di invenzione, che non sia un romanzo storico, come il mio ultimo, per esempio, che è appena uscito, che è uno dei rari casi in cui io ho fatto un romanzo non storico, ma totalmente inventato, è faticosissimo. È decisamente un lavoro molto più pesante che non scrivere un saggio o un romanzo storico. Dopodiché il romanzo... Allora, intanto, diciamo... non è obbligatorio per nessuno appassionarsi alla storia. La storia è uno dei tanti campi del pensiero umano e dell'attività umana che se uno la conosce impara delle cose utili, ma questo vale anche per tanti altri ambiti. Se uno si appassiona alla storia, ma non così tanto da aver voglia di leggere dei libri di storia, e però il romanzo storico invece ha voglia di leggerlo, allora non c'è niente di sbagliato, tranne che il romanzo storico non c'è la garanzia che non ti racconti una versione invecchiata o superata del passato, ecco, perché è un po' diverso se il romanzo storico lo scrive uno studioso che quel mondo lo conosce a menadito o invece qualcuno che se lo reinventa un po' come vuole lui. Come dire, al limite estremo ci possono essere romanzi storici che è assolutamente consigliabile leggere perché sono letture strepitose. Che ne so, i Tre Moschettieri. Ma uno che leggesse i Tre Moschettieri pensando così capisco la storia della Francia nel 600, no, ecco, lì è meglio lasciar perdere. Quindi è a doppio taglio il discorso del romanzo storico, ecco. Sì, basta, direi che questa è la sua risposta. Allora, è la volta di Roberto Capano. Eccolo qua. Buongiorno professore, io sono Roberto Capano, frequento la terza LB dell'Istituto Arturo Malignani di Cervignano e volevo chiederle se secondo lei lo studio della storia a scuola potrebbe essere rivisto per dare più spazio alle vicende contemporanee e moderne o è altrettanto importante conoscere l'età antica e il Medioevo? Ora, io non so appunto se fra quelli di noi che sono insegnanti c'è qualcuno che ha un'idea chiara e sicura su questo problema di cui si discute da tanto tempo. Io non ce l'ho un'idea chiara e sicura. Tendenzialmente io tenderei a pensare che, come dire, lo studio quello che si impara a scuola nel suo insieme ha sì come uno degli scopi quello di insegnarti, di aiutarti a capire meglio il mondo in cui ci muoviamo, ma non è l'unico scopo, perché se fosse l'unico scopo non c'è dubbio che avendo pochissime ore per insegnare storia e allora investiamo tutte queste ore a raccontare il Novecento, il fascismo, il nazismo, il comunismo, le guerre mondiali, gli Stati Uniti, in assoluto è più utile rispetto allo stesso numero di ore investite per studiare la guerra del Peloponneso, no? O l'Inquisizione medievale. Chiaro. Però secondo me, appunto, aiutarti a capire meglio il mondo in cui ci muoviamo non è l'unico scopo dell'insegnamento scolastico. L'insegnamento scolastico nell'ambito umanistico ha come scopo di darti un'idea complessiva di chi sono gli esseri umani, di cosa hanno fatto su questa terra, di cosa sono stati capaci di fare, ecco. E in quell'ambito rientra anche appunto la storia, cioè non come la filosofia, l'insieme delle cose che gli esseri umani hanno pensato, per esempio, ma proprio l'insieme delle cose che concretamente sono successe su questa terra da quando l'umanità esiste. E da quel punto di vista lì, magicamente,
studiare Sparta e Atene non è meno utile che studiare Hitler o Mussolini. Da quel punto di vista lì ha la stessa identica utilità. E allora a quel punto, siccome nella storia è anche importante l'idea di cogliere un'evoluzione complessiva, e allora ecco che alla fine è più quello che perdi che non quello che guadagni, secondo me, Roberto, decidendo di concentrarsi esclusivamente sulle cose più vicine a noi e quindi più immediatamente utili per capire il mondo in cui viviamo. Ecco, io tenderei a pensare questo. Poi è anche chiaro che il problema dell'insegnamento della storia a scuola è anche il problema di una materia che diventa tanto più appassionante quanto più tu ti puoi concedere di entrare nel dettaglio, di mettere in scena i personaggi, di far vedere gli esseri umani dietro gli avvenimenti, di analizzare a fondo. Ecco, e questo a scuola non c'è quasi mai, credo, il tempo di farlo. E quindi il rischio è che la storia a scuola sia una materia arida, naturalmente. E su quello io non ho una risposta, o meglio, ho una risposta che però vale quel che vale, e cioè, fondamentalmente, a scuola non si va per divertirsi. Anche altre materie sono aride, e pazienza, però è comunque importante averla studiata e essersene fatta un'idea della storia nel suo complesso. Poi chi decide di approfondire leggendo romanzi storici o andando a studiare storia all'università scopre ovviamente una dimensione molto più ampia. Però io credo che l'insegnamento della storia faccia parte di quell'insieme di cose che finché ci sei dentro e la devi studiare e preparare per l'interrogazione, la maledici. Però maledici anche l'algebra, che io sappia, almeno a me non è che proprio la storia in particolare, però poi fa una differenza averla studiata una volta nella vita, anche se poi i particolari li dimentichi subito, ovviamente, ma fa una differenza averla studiata e averla capita soprattutto, perché la storia, come la filosofia e come la letteratura e come l'arte, sono tutti modi per capire meglio come funziona la nostra testa. E ognuna di quelle cose lì ti allarga la testa, ti allarga lo sguardo, ecco. Ed è per quello che quelle cose lì si insegnano o si dovrebbero insegnare a tutti, in tutte le scuole, ecco, anche in quelle professionali, tecniche, eccetera, perché fa parte proprio dell'unica cosa veramente importante che può fare la scuola. Cioè, per una volta, per qualche anno della tua vita, pensare non soltanto al lavoro, ai soldi, alla sistemazione, ma pensare a che senso ha la vita e che razza di bestie siamo noi e che cosa vogliono dire le cose che ci passano nella testa, ecco. Allora, abbiamo Matilde Peressin che le farà una domanda su una donna molto importante. Il fil rouge di quest'anno di questo festival è le donne, e qua parliamo di una donna, insomma, di una certa caratura. Vai Matilde. Buongiorno a tutti, buongiorno professore, io sono Matilde Peressin e frequento la classe quarta B del liceo classico Dante Alighieri di Gorizia, e la mia domanda riguarda appunto la figura di Nilde Iotti, a cui lei ha dedicato una delle sue lezioni. Come sappiamo, Nilde Iotti nel 1979 fu la prima donna in Italia a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei Deputati. E la mia domanda è: quale fu la reazione dell'opinione pubblica di un paese in cui la figura femminile ricopriva ancora prevalentemente il ruolo di moglie e madre? Grazie. Ma guardi, in realtà bisogna stare attenti a non appiattire troppo il nostro passato, come dire, constatando che nemmeno oggi c'è un'effettiva parità tra uomini e donne. È facile immaginare che fino a pochissimo tempo fa non se ne parlasse neanche, diciamo così. Invece la cosa è più complessa. Quello che voglio dire è che l'Italia degli anni 70 non era più un paese in cui tutti pensassero che una donna deve essere moglie o madre, ecco. Il fatto che ancora allora nella maggior parte delle famiglie l'uomo lavorava e la moglie era casalinga è verissimo, nella maggior parte, forse. Io poi non ho neanche dei dati statistici, non so neanche se era ancora davvero la maggior parte. Però a livello di visione complessiva non era più così.
Cioè negli anni 70, ma neanche negli anni 60, nessuno avrebbe mai detto in pubblico la donna deve essere moglie e madre, nemmeno Mussolini, se ci fosse ancora stato, l'avrebbe più detto. Ecco. Era assolutamente ovvio, ecco, quello che c'era allora, che non c'è più oggi, era il senso che siamo impegnati in un'evoluzione e in un progresso. La base di questo progresso è una cosa su cui dal 1946 siamo tutti d'accordo, e cioè che la donna deve essere liberata, come si diceva, e deve essere in grado di fare assolutamente tutte le cose che fanno gli uomini. È un cammino ancora lungo, perché era evidente sotto gli occhi di tutti che gli spazi pubblici delle donne, le donne che contano, erano meno degli uomini, non in modo ancora più netto di quanto non sia oggi, insomma, no? Era evidente a tutti, però a livello di principio tutti percepivano di vivere in un'epoca in cui la direzione era quella. Quindi Nilde Iotti, presidente della Camera, prima donna presidente della Camera, non ha provocato nessuna reazione del tipo ma chi ha mai immaginato una cosa simile? La reazione è stata, ecco, un'altra tappa raggiunta in quel progresso in cui siamo tutti chiaramente impegnati verso l'uguaglianza dei sessi. Fondamentalmente è stato questo. E del resto Nilde Iotti, ecco, era già da qualche decennio che la tendenza era quella. L'Italia che esce dalla guerra civile, dalla resistenza, eccetera, è un'Italia che sotto molti aspetti è ancora davvero quell'Italia arcaica in cui le donne sono sostanzialmente mogli e madri. Al tempo stesso, a livello di elite intellettuali, ma anche di elite sociali, invece è già chiarissimo che si deve rompere questo stereotipo e andare verso l'eguaglianza. Non per niente viene dato il voto alle donne immediatamente. Nessuno si oppone, che io sappia, fondamentalmente. Quindi è in quel momento, quando però dal punto di vista del costume sociale, ecco, l'idea è ancora invece il matrimonio, la famiglia legittima, le coppie di fatto sono viste con sospetto, l'omosessualità è vista con sospetto, anche se esistono queste cose. E beh, già in quegli anni lì Nilde Iotti si mette con il segretario del suo partito, che è un uomo sposato, che molla la moglie per stare con Nilde Iotti. Ovviamente i giornali dei partiti conservatori, dei partiti cattolici li sfottono per questo, cercando di dire ai loro lettori non ci si può fidare di gente che fa queste cose immorali. Ma di fatto poi Nilde Iotti è deputata, un personaggio politico importante, e convive con Togliatti, segretario del partito. Anche nel partito stesso molti mugugnano dicendo che figura ci facciamo davanti a un paese conservatore, ma chi se ne frega, vanno avanti lo stesso. Quindi in realtà, diciamo, il paese era già molto più pieno di contraddizioni e molto più dinamico da questo punto di vista di quanto noi non potremmo immaginarcelo adesso, ecco. Allora, abbiamo l'ultima domanda degli 11 fantastici qua ragazzi e ragazze che sono qua sul palco con noi, dopodiché iniziamo con i ragazzi che sono sul palco. Ce la facciamo, prof? Allora, siamo, mi sembra, in perfetto orario con la tabella di marcia. Allora qua facciamo un salto all'indietro adesso, qua è tutto un andare avanti e indietro con la storia, qua parliamo di crociate. E quindi indietro di un bel po' di secoli, e la domanda la farà Gabriele Bevilacqua. Che, prof, posso prima dirle una cosa che adesso Gabriele mi odierà per il resto della sua vita, ma Gabriele ha una sua foto sul comodino in camera. Beh, buongiorno. Non ci si può fidare. Beh, è un'ottima premessa, dai, insomma. No, scherzo. Comunque, parlando di crociate, no? Allora, lei si è spesso soffermato sulla figura di Anna Comnena, che è la figlia dell'imperatore bizantino Alessio I, no? Ecco,
che ha lasciato scritta Una vita del padre per i posteri, che è uno spaccato veramente molto interessante, molto vivo della società del suo tempo. Li vede un sacco di gente, crociati che passano e che vanno, no? Ma era anche una donna molto ambiziosa, o almeno così ci dicono certe fonti, no? Che amava anche il potere. Infatti si dice che tentò una congiura per sottrarre la corona a suo fratello, ma il marito non la sostenne. E di fronte a questo, rifiuto, lei avrebbe detto che la natura aveva sbagliato i loro sessi e che fra i due la donna sarebbe dovuto essere lui. È andata proprio così? Grazie. Allora, non credo che ci siano prove, sono cronisti successivi che raccontano queste cose, però è la tipica frase che secondo me si trova anche in altri contesti storici, Cioè il tipo avrei dovuto essere io l'uomo e tu la donna, secondo me andando a cercare lo troveremo anche in qualche altro momento, perché fa parte, ecco, ripeto, quindi su Anna io non le posso dire né sì né no, non mi sento di garantire che sia una cosa che ha un fondamento reale o che invece è stata inventata successivamente come invenzione, però è molto eloquente. E, come dire, ecco, ci dà proprio lo specchio di quello che cercavo di dire prima, sottolineando che in quel mondo si davano per scontate certe cose, si dava per scontato che ci sono le cose che fanno gli uomini e che ci sono le cose che fanno le donne, e di conseguenza c'era una serie di aspettative a cui naturalmente erano, come dire, soggetti sia gli uomini sia le donne, perché l'opinione pubblica tendeva a guardare con diffidenza o con riprovazione i comportamenti che non rientravano né quelli maschili né quelli femminili, quando non rientravano. Quindi un marito, certo che un marito ogni tanto picchiava la moglie come picchiava i bambini, è ovvio, fin lì un marito che picchiava la moglie troppo senza motivo eccetera era guardato male anche lui, naturalmente, perché un conto è il fatto che si capisce che la relazione tra marito e moglie è disuguale, certo, ed è il marito che deve comandare, va da sé, ecco, però poi invece il marito manesco, inutilmente manesco, violento, e i vicini ne parlano male, e può anche capitare che i fratelli della moglie poi vengano a dirgli: oh, come la stai trattando nostra sorella, d'accordo? Però che il marito picchi la moglie può rientrare, diciamo, in un quadro comprensibile per la gente. Se invece il marito si fa picchiare dalla moglie, tutti ridono come dei matti. Quello lì è un incapace, una nullità. In casa è sua moglie che porta i pantaloni. Ecco, questa frase io l'ho sentita ancora dire scherzando, ma era una frase comunissima nel nostro popolo, un uomo che scherzando dice: sì, no, perché sono io che porto i pantaloni, ma in casa è mia moglie che comanda. Ecco, questo fa proprio parte delle cose che la nostra cultura popolare si è portata dietro. C'è uno stereotipo a cui ci si aspetta che ci si debba conformare, e quindi è chiaro che nel momento in cui nella famiglia è l'uomo che si dimostra debole e che non sa decidere, ed è la moglie quella che decide, allora nei confronti dell'uomo la reazione collettiva è sempre di disprezzarlo per questo. Nei confronti della moglie dipende dal contesto. Può essere di ammirazione quando lei sa fare delle cose che bisogna fare, non le fa il marito, se ne fa carico lei. Se invece la moglie esagera e ridicolizza il marito e così via, allora anche lei può essere considerata con riprovazione. Nel caso della battuta attribuita a Anna Comnena siamo appunto nel pieno dell'interpretazione positiva della cosa, che è tanto più comprensibile nel momento in cui lei è una principessa di sangue reale, perché poi c'è anche questo aspetto che vale la pena di sottolineare della disuguaglianza fra uomini e donne nel passato, che ci mostra quanto sono contraddittorie le nostre credenze, le nostre convinzioni, o quanto possono essere contraddittorie. Perché se uno avesse chiesto a chiunque nel passato, sempre direi fino alla prima metà del Novecento, ma una donna può essere Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, guidare uno Stato, la reazione di chiunque sarebbe stata: ma no,
ma figuriamoci, ma nemmeno per idea, perché le donne non hanno quelle capacità, quel polso, quella fermezza, quella coerenza che hanno gli uomini. E le regine? La regina Elisabetta, prima dico, Caterina di Russia. Nessuno poneva il problema in questi termini, perché la risposta sarebbe stata: cosa c'entra? Quella lì è di sangue reale, perché noi abbiamo un fortissimo pregiudizio sul fatto che governare è una cosa da uomini e lo sanno fare gli uomini e non le donne. E abbiamo anche un altro fortissimo pregiudizio sul fatto che governare è una cosa che Dio ha assegnato a certe famiglie e che la capacità di governare passa nel sangue che si trasmette in quelle famiglie. Anche alle donne? Se non ci sono maschi, in mancanza di meglio, anche alle donne, certo. Ripeto, io non credo che ci fosse una grande discussione su questo, perché in realtà il tema si presentava solo quando sul trono c'era una regina. E quando sul trono c'era una regina, qualcosa mi dice che non era un argomento gradito per le discussioni intellettuali discutere se le donne siano adatte a governare oppure no. Secondo me stavano tutti ben zitti, ecco. E in ogni caso però non si facevano troppi problemi, perché in quel caso la certezza che il sangue reale ti autorizza a governare magicamente diventava più importante della certezza che le donne non sono capaci di farlo, ecco. Anna Comnena sarebbe stata capacissima di farlo, certamente, e comunque appunto nel suo caso a maggior ragione si giustifica il fatto che si sia poi, come dire, affermata questa tradizione per cui era lei quella che comandava in casa, diciamo, ecco. Allora, le domande dei ragazzi qui sul palco sono terminate. Allora adesso abbiamo alcune domande che le faranno alcuni ragazzi che sono in platea. Quindi si pone il problema microfoni. Allora io farei così. Darei questo mio microfono che non ha fili ai ragazzi, che credo siano tutti più o meno, no, posizionati vicini uno all'altro, e io prendo il microfono col filo dei ragazzi. Grazie Gabriele, perdonami, ma mi sembrava una chicca troppo carina quella della fotografia. Allora, anche perché ce l'ho anch'io la foto del prof sul comodino, mica solo Gabriele. Allora, la prossima domanda la fa Alessandro Bagnoli di Udine, del liceo classico Stellini, classe quarta A. E qui abbiamo una domanda, anche questa legata a un libro, Poeta al comando, sempre edito da Sellerio, però lasciamo ad Alessandro il compito di fargliela. Buongiorno professore. Nel suo libro Poeta al comando lei narra le vicende di Gabriele D'Annunzio, che nel 1919, a capo di un gruppo di ribelli, occupò la città di Fiume. Tra i ribelli c'erano già i primi fascisti, ma anche socialisti, sindacalisti e bolscevichi. Qualche anno più tardi, nel 1922, Mussolini organizzò la marcia su Roma. Che analogie e che differenze ci sono tra i due eventi, secondo lei? Grazie. Grazie. Ma secondo me ci sono effettivamente sia analogie sia differenze tra l'impresa di Fiume di Gabriele D'Annunzio e la presa del potere di Mussolini. Salvo che per molto tempo è stato difficile sottolineare questa ambiguità dell'impresa di Fiume, perché capite cosa succede? L'impresa di Fiume fallisce, dopo aver fatto molto rumore, entusiasmato un sacco di gente, alla fine Gabriele D'Annunzio da Fiume se ne deve andare. Subito dopo c'è il colpo di stato di Mussolini, la marcia su Roma. D'Annunzio per un istante è sembrato agli italiani un possibile Mussolini, un possibile concorrente, un'alternativa a Mussolini. Mussolini, D'Annunzio se lo trova fra i piedi, si trova fra i piedi D'Annunzio, lo trova molto fastidioso e scomodo, però lo deve apparentemente, ufficialmente celebrare, perché D'Annunzio è una grande gloria nazionale. Quindi sostanzialmente sotto il regime fascista c'è un'unica possibilità di interpretare l'impresa di Fiume. L'impresa di Fiume è stata, come dire, un precursore piccolo, limitato, ma comunque ha già rivelato quelle capacità degli italiani che poi si sono rivelate pienamente nella marcia su Roma di Mussolini. Quindi sotto il fascismo D'Annunzio è stato, come dire,
messo da parte, riempito di soldi, che se ne stesse bravo e tranquillo sul lago di Garda senza dare fastidio, ma ufficialmente celebrato come una gloria del regime. E quindi un'intera generazione di italiani ha associato D'Annunzio al regime fascista, al fascismo. Risultato, quando il fascismo viene sconfitto, D'Annunzio viene buttato nella pattumiera insieme con il fascismo. Per molti decenni D'Annunzio è considerato un personaggio assolutamente negativo, un ridicolo, un cialtrone, un venduto, un fascista, e anche come scrittore la sua fama è proprio ai minimi storici a partire dalla fine della guerra. Poi in realtà, appunto, da un lato le mode letterarie cambiano e quindi anche di D'Annunzio si sono riscoperti degli aspetti magari non tanto di scrittore ma di imprenditore della cultura, di personaggio pubblico che ci colpiscono e che sono interessanti. Ma poi è stato possibile anche ragionare sul significato politico di D'Annunzio e dell'impresa di Fiume e rendersi conto che non è stata soltanto, come dire, una prefigurazione della marcia su Roma. Cos'ha di comune con la marcia su Roma di Mussolini, l'impresa di Fiume? Una cosa, però drammatica, e cioè per la prima volta reparti militari del Regio Esercito disobbediscono agli ordini, si ribellano armati contro il governo. L'impresa di Fiume è questo. Sono reparti militari che disertano e che armati occupano una città e che quando il governo dice dove dovete andare disobbediscono al legittimo governo italiano. Quella cosa indubbiamente è terrificante. Noi, come dire, c'è stata quella cosa lì, dopo c'è stata la marcia su Roma e ben peggio, ma pensate se succedesse adesso che un certo numero di reparti dell'esercito italiano, dei carabinieri, disobbediscono al governo italiano armati. No, ecco, quindi da quel punto di vista lì è davvero inquietante. La rivolta di Fiume ha dimostrato che un capopopolo carismatico con un progetto e un programma preciso, che avesse la sensibilità dell'opinione pubblica, poteva come dire, usare la forza ed essere appoggiato da pezzi dello Stato. E questo è quello che poi ha fatto Mussolini con la marcia su Roma, quindi lì l'analogia c'è ed è molto inquietante. Poi il punto è che D'Annunzio a Fiume non ha messo in piedi il fascismo. D'Annunzio a Fiume ha messo in piedi un regime stranissimo con una Costituzione estremamente moderna, ha dato il voto alle donne, ha ordinato agli industriali di trattare con i sindacati e di aumentare gli stipendi, ha mediato lui stesso fra gli armatori, gli industriali e i sindacati operai, ha avuto come consiglieri sia dei nazionalisti che poi sono confluiti nel fascismo, sia dei socialisti, dei sindacalisti. È l'unico Stato al mondo che ha dimostrato un certo interesse per il governo di D'Annunzio a Fiume e ha preso dei contatti con lui è stata l'Unione Sovietica di Lenin. Ecco, quindi in questo contesto è chiaro che appiattire questa esperienza sul fascismo sarebbe estremamente riduttivo, ecco. Poi rimane il fatto che quell'esperienza lì si è chiusa, ecco, e invece il futuro è andato in un'altra direzione. Altra domanda? Adesso tocca a Luigi Granziera della classe prima A, Liceo Scienze Umane con indirizzo economico Caterina Percotto di Udine. E qui il libro che è stato letto, che è un bel tomo da 500 rotte pagine, è Caporetto. Quindi qua abbiamo una domanda legata a Caporetto. Sin dallo scoppio della Grande Guerra, il movimento interventista e irredentista spinse per l'entrata in guerra dell'Italia per liberare Trento e la Venezia Giulia e riannetterla allo Stato italiano. Ma Trieste, principalmente, sin dall'inizio del Novecento, era la più importante città economica dell'impero austriaco, unico vero porto, che è nel suo massimo splendore economico, politico e culturale. Quello che mi chiedo a questo punto è: la città voleva essere annessa all'Italia e quali furono le conseguenze politiche, economiche e sociali di questa annessione? Beh, allora io credo che si possa dire tranquillamente che
rispondere tranquillamente all'ultima parte della domanda. È evidente che il ruolo economico di Trieste è declinato quando è diventata una città italiana, anziché essere l'unico porto dell'Europa centrale come era in precedenza. Sì, c'era anche Fiume, ma insomma non c'era confronto. No, che il ruolo di Trieste sia declinato non c'è il minimo dubbio dal punto di vista strettamente economico. Alla vera domanda è molto più difficile rispondere, salvo che io non credo neanche che cioè io escludo che posta una città si possa dire cosa pensa quella città, come se pensasse una cosa unica rispetto a una questione drammatica e divisiva come quella. Premesso che io sto parlando qui, chissà quanti triestini ci sono, e io non ho una conoscenza diretta, specifica della situazione triestina. Però mi sento di poter dire che bisogna stare attenti alle generalizzazioni. A partire dal 1915 e fino a tempi abbastanza recenti, la generalizzazione dominante è stata che tutti volevano l'unificazione con l'Italia e tutti sono stati felici. Da tempo ci siamo resi conto che quella, dico in generale per Trieste, ma per tutte le province, e lasciamo stare l'enorme problema della popolazione slava, naturalmente, perché io sto parlando di quello che poteva pensare la popolazione italiana. La popolazione slava è ancora tutto un altro discorso, né si vede perché avrebbe dovuto desiderare l'annessione all'Italia, naturalmente. Ma parliamo della popolazione italiana, a Trento come a Trieste, e magari anche a Pola e a Zara, ecco. Allora, noi oggi siamo in grado di dire, anche perché si è molto approfondito il lavoro sulla cultura popolare, sulla corrispondenza dei soldati, sulla mentalità contadina, ecco, siamo in grado di dire che pensare che nelle province irredente tutta la popolazione desiderasse l'annessione e desse importanza a questa cosa è certamente sbagliato. È molto probabile, cioè anzi è sicuro, che una grossa parte della popolazione contadina, per esempio, non percepiva questo problema in quei termini, ecco. E a tutti i livelli c'è stato certamente chi non desiderava affatto l'annessione e ha combattuto nelle file dell'esercito imperiale perché doveva, ma anche per convinzione, per carità. Al tempo stesso, secondo me, adesso dobbiamo stare attenti a evitare che il pendolo oscilli troppo dall'altra parte e fare una narrazione di quel passato in cui gli ideali irredentisti siano così cosa di una piccolissima insignificante minoranza, perché non è così. Intanto dovremmo chiarirci cosa si intende con opinione pubblica. Cioè un conto è ciò che pensano tutti quanti, però fra tutti quanti c'è anche una massa di gente che a certe cose non ci pensa proprio, che non è abituata a preoccuparsi di queste cose, che non legge il giornale, ecco. Quindi bisogna anche fare questa distinzione. Nell'opinione pubblica, tra quelli che il giornale lo leggevano, tra gli insegnanti, tra gli studenti, tra gli intellettuali, in generale nella borghesia, io credo che sia indiscutibile che c'era una certa prevalenza, in generale, non dico specificamente a Trieste, però in generale nelle province poi annesse alla fine della guerra, che tra gli italiani a quel livello di sociale e culturale, io credo che sia indiscutibile che l'ideale della unificazione con l'Italia fosse fortissimo, perché era lo spirito del tempo. Noi oggi dobbiamo stare attenti perché facciamo fatica a trovare importante questa cosa e ci viene da dire: ma stavate così bene sotto Francesco Giuseppe, ma cosa ve ne importava? Invece allora importava. C'era una marea di intellettuali e borghesi trentini, giuliani non so, forse meno, che sono scappati per arruolarsi nell'esercito italiano, a rischio di farsi impiccare se venivano catturati, ecco. Quindi non lo dobbiamo sottolineare l'importanza di questo fenomeno, e secondo me nell'opinione pubblica articolata che si esprimeva, io credo che ci fosse in generale un forte desiderio di annessione, ecco. A livello di popolazione nel suo complesso invece il discorso è sicuramente molto diverso. Grazie prof. Allora adesso abbiamo 3 ragazzi di una squadra che è quella del Messaggero Veneto Scuola.
un gruppo di ragazzi che fanno parte di questa giovanissima redazione, che hanno comunque periodicamente uno spazio su questo nostro quotidiano importante a livello regionale, che è il Messaggero Veneto. La prima domanda gliela porrà Eliana Ferrari. Eccola laggiù. Buongiorno professore, Buongiorno. io frequento il liceo scientifico Copernico a Udine e volevo chiederle, tornando un po' indietro nel tempo, come è potuto avvenire il passaggio in modo comunque molto repentino dalle società primitive che vivevano in sistemi matriarcali a un sistema totalmente patriarcale, e come è possibile che abbia avuto così successo in tutto il mondo? In realtà, allora, premesso anche qui che questi sono argomenti su cui io non sono particolarmente forte, però qualche cosa mi sembra di aver capito. Una cosa che mi sembra di aver capito è che bisogna stare molto attenti prima di pensare che le società primitive fossero in generale matriarcali. C'è qualche autore che ha spinto molto in questa direzione, ma c'è anche molto di ideologico in questa costruzione. Quello che noi possiamo verificare quando noi abbiamo modo di studiare società, tra mille virgolette, primitive, cioè società che sono venute a contatto con noi occidentali trovandosi ancora all'età della pietra fondamentalmente, certe società di indiani d'America per esempio. Allora ci sono esempi di società primitive dove c'è un matriarcato, però da intendersi in senso tecnico, cioè che la famiglia si trasmette attraverso le donne, e quindi tu sei il figlio di tua madre e il nipote del tuo nonno materno, d'accordo? Quello è il matriarcato che gli antropologi in qualche caso hanno potuto descrivere, che però non significa una società in cui c'è parità di genere, le donne e gli uomini, cioè anche in quelle società lì poi alla fine gli uomini vanno a caccia e le donne coltivano l'oro. Ecco, mi spiego. Detto questo, più in là non mi spingerei, perché davvero sono cose su cui io ho soltanto una leggerissima infarinatura. Quanto al resto, per l'appunto, di fatto è tanto più difficile immaginare cosa avessero in mente quelli che vivevano in queste società matriarcali, in quanto poi in realtà tutte le società storiche che noi conosciamo hanno basato la loro concezione del rapporto fra i sessi sulla differenza biologica, cioè su qualcosa che a tutti sembrava indiscutibile, no? Sembra così evidente che i nostri corpi sono diversi e che quindi le donne sono destinate a fare certe cose e gli uomini certe altre, che riesce difficile appunto immaginare una società in cui quel ragionamento automatico non scattasse. E questo secondo me, come dire, la conseguenza più importante di questo ragionamento è che noi non dobbiamo mai perdere la consapevolezza della cosa enorme che noi stiamo facendo, dicendoci invece si può costruire una società in cui uomini e donne sono davvero uguali e questa società sarà più felice di quelle che c'erano prima. A noi oggi questa cosa sembra così ovvia che tendiamo a relegare il passato in cui non si vedevano le cose così come se fosse una cosa così, uno sbaglio momentaneo. Non è così, siamo noi che per la prima volta nella storia abbiamo avuto questa intuizione che insistere sulle differenze fra i due sessi fa più danno di quanto non sia il vantaggio, che rende la gente più infelice anziché renderla, come pensavano in passato, più sicura, più ordinata, con un ruolo già prestabilito, meglio per tutti. No, non è così. Però così come noi appunto oggi abbiamo costruito delle società democratiche che, a parte appunto l'Atene del V secolo, hanno ben pochi precedenti nella storia e che in passato molti avrebbero detto sono esperimenti assurdi. Che senso ha fare questi esperimenti, far votare tutti, eccetera? E la risposta nostra è perché è una società che funziona meglio, dove si sta meglio una società così. E la stessa cosa è per una società in cui si faccia questa straordinaria novità di sforzarsi in tutti i modi di far sì che l'esistenza di due sessi, almeno due sessi, non provochi poi dei limiti allo sviluppo del singolo individuo. Però dobbiamo sapere che questa cosa appunto è una novità assoluta nella storia umana e credo che neanche le società primitive matriarcali fossero matriarcali appunto in questo senso
di pensare a una eguaglianza dei generi, ecco, credo. Grazie. Allora, andiamo via veloci perché ci dicono che abbiamo ancora 10 minuti e abbiamo 2 domande ancora, più forse una terza che però porterà via pochissimo. Allora, la penultima domanda ce la fa sempre dal Messaggero Veneto Scuola, Arturo Nutta. Buongiorno, vengo dal Liceo Scientifico Marinelli di Udine e la mia domanda ha a che fare con il ruolo dello storico, un ruolo che si divide tra saper studiare la storia e saperla raccontare, cosa che appunto facciamo anche con questo festival, il Festival e Storia, in cui in sostanza si celebra il racconto della storia. Ecco, mi chiedo, nel momento in cui andiamo a raccontare l'evoluzione di quello che è il ruolo della donna all'interno della società, quale pensa che sia il metodo più efficace, il metodo migliore per rendere consapevoli sia donne che uomini di quelle che sono state le questioni, i problemi e le sfide che sono state affrontate nel mondo di ieri e che vanno affrontate nel mondo di oggi? Grazie. Anche non è una domanda a cui sia semplice rispondere in qualche minuto, anzi non è una domanda a cui sia semplice rispondere qual è il modo migliore. Posso dire qual è secondo me un modo con cui non bisogna esagerare, e cioè va benissimo, lo stiamo facendo anche in questo festival, lo faccio anch'io stasera che parlerò di Giovanna d'Arco, va benissimo mettere sotto i riflettori grandi donne che nel passato in società patriarcali e maschiliste hanno fatto grandi cose, hanno occupato grandi spazi, va benissimo, però attenzione, perché quella cosa lì c'è sempre stata. Nessuno appunto ha mai negato che Teodora, imperatrice di Bisanzio, d'accordo? Quindi andare ancora a rimestare troppo su quell'aspetto lì, penso che non sia quella la direzione su cui dobbiamo spingere molto. Secondo me la direzione su cui dobbiamo spingere molto è proprio, da un lato, ficcarci bene in testa che le donne del passato, se noi non le vediamo, e per gli squilibri della documentazione, non perché non c'erano, e quindi per prima cosa abituarci all'idea che quando uno ricostruisce una società del passato deve in tutti i modi far vedere il ruolo che le donne avevano in quella società. Non, sia chiaro, per dire ma in fondo vedete che le donne c'erano e quindi di cosa vi preoccupate? No, però è chiaro che immaginare le società del passato semplicemente come società dove le donne non c'erano perché erano società patriarcali e maschiliste è un errore. Le cose non funzionavano così. I maschi erano maschilisti e convinti di essere superiori alle donne, ma ognuno di loro aveva una madre con cui aveva un rapporto più o meno importante, molti di loro avevano una moglie o una donna che amavano, moltissimi di loro avevano delle figlie e per le figlie erano disposti in genere a fare cose incredibili. Quindi lo sforzo è proprio questo, di provare a raccontare società dove gli uomini occupavano tutte le posizioni sotto i riflettori e le posizioni di potere ed erano mediamente abbastanza convinti di essere superiori alle donne, ma questo non vuol dire che le donne non ci fossero ignorate, condannate al silenzio, nell'ombra, sparire e tutto, perché quello vorrebbe dire fare un torto invece ai miliardi di donne che sono vissute al mondo e che hanno avuto il loro ruolo nella società. Non lo so se questo discorso, che io stesso sento difficile, è abbastanza chiaro, cioè non si tratta in nessun modo di provare a dire ma in fondo anche nelle società del passato o anche nelle più arretrate società di oggi, in fondo anche lì le donne hanno degli spazi. No, non è questo. È chiaro che a noi non bastano quegli spazi, però al tempo stesso, appunto, nessuna società può essere vissuta e può essere descritta e capita da noi senza avere chiara la complessità dei ruoli che le donne in quelle società giocavano. Ecco. Grazie professore. Siamo all'ultima domanda del gruppo del Messaggero Veneto Scuola. Gliela fa Virginia Gomiselli. Buongiorno, sono Virginia e frequento il Liceo Classico Europeo di Udine.
Allora, avendo studiato a scuola letteratura italiana, mi sono accorta che la Divina Commedia è piena di figure femminili che parlano e agiscono moralmente. Alcune di queste purtroppo subirono il fenomeno tristemente attuale di violenza oppure di femminicidio. La mia domanda è: che considerazione aveva Dante delle donne? Era forse un femminista ante litteram? Grazie. No, io non credo assolutamente che Dante fosse un femminista ante litteram. Non so neanche se avesse una sua idea delle donne in generale, perché, attenzione, una caratteristica di una società patriarcale e maschilista è anche quella che la diseguaglianza fra i sessi appare una cosa così ovvia e naturale che tutti danno per scontata, comprese le donne in genere, tranne qualche donna eccezionale che ogni tanto viene fuori, appare come una cosa talmente ovvia e scontata che mica ci si pensa. Chi pensava al tempo di Dante a queste cose? Qualche scienziato il quale si interessava all'anatomia e ragionava in termini più o meno moderni, o magari per niente moderni, cioè sulla base degli antichi greci, a come il corpo dell'uomo e quello della donna sono diversi, uno è caldo e l'altro è freddo, uno è secco e l'altro è umido, e ne consegue che i temperamenti sono diversi, che gli uomini sono così e così e le donne invece sono in quell'altro modo. Certi specialisti si ponevano questi problemi e ci ragionavano in questi termini, d'accordo? Gli altri vivevano in una società in cui i ruoli erano quelli già prestabiliti, tutti quanti occupavano il loro ruolo senza porsi grandi problemi e senza quella reazione che noi a volte oggi constatiamo in certe società di oggi particolarmente arretrate da questo punto di vista, cioè che gli uomini ci tengano molto e si convincano molto che le donne sono molto inferiori. Ecco, nel nostro Medioevo non era così. Nel nostro Medioevo era appunto ovvio che ci sono delle differenze, ovvio che ci sono compiti separati, ma se poi uno pensava che quella donna lì fosse una persona straordinaria, eccezionale, sublime, meravigliosa, eccetera, come pensa Dante di Beatrice, non è che qualcuno gli diceva ma pensi questo di una donna? Non funzionava così, ecco, sostanzialmente. Quindi è perfettamente normale per il suo tempo che Dante decida di trasformare la ragazza di cui lui si è probabilmente innamorato davvero a un certo punto in una figura assolutamente centrale dell'universo, o almeno del suo rapporto di lui Dante con l'universo, ed è una donna, e allora non c'è niente di più normale. In tutta l'allegoria medievale, cioè in un modo di rappresentare la realtà che a loro importava moltissimo, quasi tutti i concetti più importanti erano rappresentati da donne. La natura, la ragione, la giustizia, erano donne raffigurate come donne negli loro affreschi, nelle loro miniature, nelle loro immagini. A qualcuno veniva in mente di dire: ma se voi pensate che le donne sono inferiori all'uomo, come mai la giustizia è una donna? Ma no, non gli veniva neanche in mente. La donna è inferiore all'uomo ti veniva in mente quando tu eri il marito e in casa dicevi: no, si fa come voglio io perché sono io l'uomo di casa. Cioè non dobbiamo immaginare che le società siano sistemi coerenti, dove tutto si tiene, dove tutto è collegato. Non è così. Gli esseri umani vanno avanti un po' a casaccio, con una serie di convinzioni e pregiudizi che possono essere anche contraddittori fra loro. Ecco, sostanzialmente. Questo è quello che penso di Dante, che quindi non è che siccome ha creato questa figura in Beatrice fosse più avanti degli altri nell'immaginare che cosa può e che cosa deve essere una donna. Dante viveva in una società dove semplicemente la separazione fra uomini e donne era molto più forte di quanto non sia oggi. E quindi, per dire, adesso lo sto facendo lunga, non abbiamo più tempo, ma ancora un minuto, nella Vita Nuova, se andate a vedere, questa è una cosa interessante da fare anche a scuola magari, ci sono alcuni momenti in cui viene fuori questa cosa. Pensate quando muore il papà di Beatrice, Folco Portinari, e Dante va alla casa dove c'è il morto, e quando c'è il morto in casa, la regola a Firenze è che solo le donne possono entrare, gli uomini devono stare fuori, perché è una caratteristica delle donne, così come loro si occupano della nascita, così si occupano della morte.
E quando c'è la morte in casa gli uomini non hanno niente da fare, esattamente come quando c'è la donna che deve partorire e gli uomini fuori dai piedi, solo donne intorno a quella che deve partorire, le amiche, le sorelle, le vicine, la levatrice, gli uomini fuori che sono inutili. E così quando c'è il morto e Dante arriva e si ferma fuori con gli uomini, mentre le donne sono dentro a piangere insieme a Beatrice. E Dante comincia, lo racconta lui nella Vita Nuova, comincia a pensare, povera Beatrice, chissà come soffre, gli viene da piangere anche a lui, pensando a come sta soffrendo Beatrice. E le donne che escono dalla casa lo vedono che piange e si dicono, ma guarda questo che piange, come se fosse stato dentro con noi a vedere la povera Beatrice. E poi nel sonetto che lui scrive su questo raffigura una di queste donne che gli dice, ma lascia piangere noi. Tu sei un uomo, cosa vuoi fare? Questa cosa la facciamo noi. Ecco, funziona così. Separazione molto netta e ruoli per gli uni e per gli altri. Poi certo, se uno avesse detto a Dante, ma secondo te una donna può essere, come dire, priore del comune di Firenze? Forse si sarebbe messo a ridere, forse essendo Dante si sarebbe detto, già, ma, però non lo sapremo mai questo. Allora, siamo giunti alla fine di questo incontro, però c'è ancora un suo fan molto particolare, molto speciale, un suo grandissimo ascoltatore, so che i suoi podcast forse li conosce tutti, che le vorrebbe fare ancora un'ultima domanda. Io lo farei però salire qua sul palco. Enrico, hai voglia di venire? Vieni tesoro. Saluta il professore. Tesoro, tieni il microfono e vai. Finirà la guerra o no? In questi ultimi anni o no? Finirà più sta guerra? Prima o poi finirà. Questo mi sento di garantirlo, sì. Prima o poi finirà. Ecco, allora Enrico le voleva chiedere se prima o poi finiranno le guerre, ce lo auguriamo tutti quanti. Allora, noi abbiamo terminato questo incontro, io vi ringrazio tantissimo, grazie infinite al professor Barbero, è stata veramente una maratona, una faticaccia. Non so chi di voi lo ascolterà anche stasera, io sì, ci sarò mescolata in mezzo al pubblico. Ora voi rientrerete nelle vostre case, non so se qualcuno rientrerà anche a scuola, comunque grazie infinite a tutti e buona storia e buona prosecuzione. Grazie. Grazie a tutti.